appena consegnato i vessilli alla prima pandela, alla seconda e alla terza, e i bastoni, come impropriamente li abbiamo definiti, ai 3 uomini di scorta scelti dalle pandele. Adesso vedete il sindaco, il parroco, accompagnati da 2 carabinieri in alta uniforme. Facevamo la considerazione anche con il casco, così come dalle disposizioni del decreto del ministro Abodi sulla sicurezza delle manifestazioni come questo, si avviano verso il santuario e noi li stiamo attendendo qui. Parliamo delle bardature dei cavalli, perché anche quello è importante. Vorrei fare un po' questa cosa del casco, un po' stuzzicato qualche considerazione. Ecco, intanto qui si tratta di una sinergia diffusa tra Associazione Santo Antino, Comune e autorità ecclesiastica, che ha un ruolo centrale e primario nella cosa, essendo una processione religiosa. E ovviamente con tutte le istituzioni che operano nel territorio, dalle forze dell'ordine ai rappresentanti del governo, ben ricordando ovviamente che è una manifestazione ultramillenaria e con queste tradizioni. Io dico, signori della Corte, non è una corsa di cavalli fuori da un impianto autorizzato, certo. È un galoppo che ha la sua sacralità, che ogni tempo di galoppo manifesta fede, e questa l'Ardia non è un avvenimento sportivo, è un avvenimento religioso, di fede e proprio di... È come mettere il casco ai fantini di Sant'Efisio, beh sì, ci farebbero ridere parecchio. Magari arriveremo a vedere anche loro con il casco. È veramente. No, ma qui dentro ogni tempo di galoppo è un sussulto di fede. Certo. Questo voglio dire. E guai se così non fosse, perché è primario questo concetto. Se usciamo da questo concetto, ovviamente l'Ardia perderebbe ogni significato. Ma guardate la bellezza, veramente il misticismo di questi cavalli, anche l'imponenza è una roba. Ma sulle bardature ci sono i sottosella fatti al telaio ormai. Sì, prima addirittura per la prima pandela si era fatto, per una promessa dei De Palmas credo, un sottosella e un pettorale, voglio dire, assonante perfettamente con le stesse fioriture, a macchinetta Oscar. Era una cosa che usavano a Bosa per fare, poi ne era venuta qualcuna anche paese, molto bello, su fondo di velluto liscio lucido, molto bello. Poi un po' si era perso, mi ricordo che il sottosella era stato prestato per le pariglie, cadde quel cavallo, lo rovinarono e magari si è sbagliato sottosella pettorale. Ovviamente tutta l'altra bardatura serve in ordine perfetto, oltre a questo. E la cosa, Tonino, che è importante sottolineare è che tutti questi paramenti sono fatti rigorosamente in Sardegna da artigiani sardi. Quasi tutti Santo Lussurgio, della bottega dei Mura, le briglie e gli speroni e le selle sono degli Spano e anche, ci sono anche selle adesso moderne da fuori, selle moderne, però mediamente le imboccature sono Mura Salaris, Santo Lussurgio. Anche tutte le testiere sono generalmente Salaris. C'è anche da noi adesso Costantino Putu che fa sì, molto bravo a fare questi tipi di finimenti, e ce li abbiamo finalmente a chilometri zero, ecco. Quindi intanto vediamo, come dicevamo poco fa, Tonino, la lunga processione che si avvicina al santuario, cadenzata dalla banda di Monastir, dai cavalli che vanno al passo, giornalisti operatori di Videolira, ma non solo,
che attraversano il percorso alla ricerca, no, di quella che è l'immagine più bella da raccontare a chi non può essere qua e ci segue a casa grazie alla nostra diretta e ai nostri operatori, registi, alle squadre che stanno facendo un lavoro magnifico da questa mattina, per la verità, perché Videolina ha trasmesso dalle 11 in diretta anche l'omelia del vescovo di Alghero e Bosa Molfino, che ha parlato, Antonangelo ti coinvolgo sull'omelia del vescovo, ha parlato di pace, leggendo proprio il Vangelo di oggi, dicendo è una domenica, quindi leggiamo il Vangelo della domenica, ma cade quasi a proposito, perché Costantino, noi parliamo di Costantino, Sa Costantino, considerato uomo di pace, e il concetto di pace è stato evocato più volte nella lettura del Vangelo di oggi. Anche un richiamo forte da Sedilo rispetto a tutto quello che sta succedendo nel mondo oggi e all'esigenza di pace. Sì. Quanto ne abbiamo bisogno? Non solo, considera che Morfino è un uomo coltissimo e insegnava ebraico biblico alla facoltà teologica. Io fui suo allievo di ebraico biblico e ha dentro di sé la storia delle guerre di Israele da Mosè a oggi, quindi capisce più degli altri quanto la pace sia fondamentale. E va bene che anche Sedilo, che ha attraversato momenti di guerra e che ora è in pace, ma ha affrontato grandi faide, è un modello di come, in piccolo chiaramente, un modello sacro di come comunque possono coesistere diversi popoli, diverse esigenze e diversi fastidi all'interno di una comunità. Ti interrompo un attimo perché guarda è bellissima questa immagine che ci manda la regia, un colpo d'occhio straordinario di un serpentone di persone che sfidano il caldo per essere qua. Ci sono... E pensa che forse 4 o 5 mila anni fa era lo stesso. Quindi è veramente, veramente straordinario.